Allora, buona mattinata a tutti e benvenuti nello spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission, alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare un'iniziativa veramente significativa per l'innovatività, perché è attuale sul pezzo, perché è stata creata da 2 giovani donne, quindi ha un sacco diciamo, di elementi di interesse a tutto campo ed è appunto uno dei meeting promossi dalla Veneto Film Commission, che crede in progetti come questo per il territorio. Si chiama FilmsMap, con la S tra parentesi, poi capiremo perché, ed è a cura dell'Associazione Culturale Femmes du Cinéma e Green RU 2050, e qui abbiamo 2 delle rappresentanti di questo progetto. Gabriella Travaglia di Femmes du Cinéma, realizzatrice di FilmUp, e Isabella Marveglia, Green RU, realizzatrice anche lei di SMAP, che sono appunto le mappe che poi vedremo. Intanto lascio la parola a Gabriella, che ha anche una presentazione, vedete anche lì già abbiamo Harrison Ford che ci accoglie, meraviglia. Quindi raccontaci un po' come è nata questa iniziativa. Allora sì, io sono Gabriella e rappresento oggi le Femmes du Cinéma, che è un collettivo nato all'università, nella radio dell'Università Radio Ca' Foscari, e poi con gli anni siamo diventati un'associazione culturale e abbiamo cominciato a lavorare nel territorio facendo eventi e organizzando talk, continuando anche la trasmissione radio e abbiamo da 2 anni anche la direzione artistica e la produzione di Cinema Barchin all'Arsenale Nord. E FilmUp è un altro dei nostri progetti ed è una mappa digitale. Essendo una mappa su Venezia e sui luoghi cinematografici, è lì che abbiamo incontrato anche Isabella, perché anche lei stava facendo qualcosa di simile, appunto, e noi abbiamo cercato con questo evento, chiamandolo FilmsMaps con questa S, di fare un acrostico tra questi 2 progetti. Perfetto, esattamente. Praticamente ci siamo incontrate, abbiamo deciso di riunire le forze. Io sono Isabella Maveglia, ho fondato la startup Green RU che segue il progetto SMAP, cioè le mappe sostenibili, Sustainable Maps. E è un grande onore essere qui con tutti voi oggi e specialmente con Gabriella per presentare questo progetto che a me sta molto molto a cuore, perché mira a creare in modo molto pratico e per tutti e per tutte un turismo sostenibile che può essere nostro. Vuol dire sostenibile non solo ecologicamente ma anche proprio culturalmente. È molto importante approcciarsi a Venezia, che per me rappresenta la fonte della sostenibilità. Poi vi racconterò perché e magari potrete anche leggere la mia tesi, che è proprio su questo, la tesi magistrale. E il progetto delle SMAPs, che poi abbiamo riunito anche con Femmes du Cinéma, mira a dare visibilità all'arte, all'artigianato e al cinema, che unisce tutte queste forze. Partiamo con la presentazione? Partiamo. Volentieri. Allora, FilmUp, scoprire i luoghi del cinema a Venezia, ed è proprio da dove siamo partiti. Noi siamo un team di 3 persone, anche se le Femmes sono 8 donne per questo progetto. In realtà siamo in particolare io, Alessandro Descovi, che è full stack developer, e Maria Parisi, che lavora nel cinema come location manager e nella produzione. Noi siamo partiti proprio per raccontarvi velocemente, volendo fare una mappa digitale, ma che fosse una mappa a cui tutti potessero contribuire.
E infatti ha due caratteristiche principali. La prima è che è user generated content, quindi ogni persona che accede su questo sito web registrandosi può aggiungere una scena e il relativo luogo in cui è stato girato il film. E l'altra è che quindi tutti i film diventano geolocalizzati e vengono geolocalizzati anche a seconda di un colore, e noi abbiamo scelto 8 colori, il film, il cinema rosa, il cinema rosso, il cinema porpora, che poi possono diventare relativi percorsi tematici appunto delle location di Venezia. Quindi diventa un modo per trasformare anche l'idea di archivio in un archivio che sia più dinamico, in cui 700 film di Venezia appunto possano essere raccontati e visti in modo differente, in cui i percorsi tematici sono dati appunto dai colori, quindi abbiamo scelto in realtà un tono molto emotivo, cercando un po' di dare una rilevanza al fatto che Venezia non sia mai un set neutro dei film in cui insomma, di cui è anche essa protagonista, promuovendo anche le realtà del territorio, ma questo diciamo che è in una fase successiva che adesso vi racconteremo velocemente. E poi ovviamente, essendo un archivio dinamico, la possibilità che abbiamo con i dati e con le informazioni e i contenuti che ci sono all'interno permetterebbero di per sé di creare dei kit di media education sull'insegnamento del cinema o trasversali, ad esempio, imparando ad esempio l'uso dei dati attraverso dei numeri che noi possiamo trarre dal cinema, che potrebbero essere molto interessanti. Quindi gli obiettivi sono appunto di creare un progetto ibrido, perché poi quello che vogliamo è che le persone camminino per Venezia, per le calli e per appunto scoprire anche luoghi che sono più nascosti e luoghi che vengono celati, perché nel cinema quello che sappiamo è che tanti dei posti che noi vediamo non sono così poi. E poi mettere anche al centro appunto un riuso, nel senso che il digitale dà sempre questa grande opportunità di avere una cosa ma poi poter dialogare con tantissime altre discipline. In termini di risorse a noi ovviamente ci servirà aiuto, perché oltre a un lavoro sul campo per la raccolta dati che ne abbiamo cominciato, ci serviranno anche competenze specifiche sulla realtà aumentata, ma anche molto sul public engagement, perché, e questo lo dico anche dalla mia esperienza professionale, personale, io lavoro all'università in un progetto di terza missione. Tutti i progetti che sono digitali hanno bisogno sempre di una forte componente umana, perché le persone le devi aiutare, invogliare ad utilizzare certi strumenti e soprattutto devono essere utili, e per essere utili ci deve essere una negoziazione con l'utente. E in termini di risorse, se tutto andasse bene, noi puntiamo in un anno ad avere un progetto che è ulteriormente ampliato. Ovviamente come vantaggi un progetto come questo ha quello di essere un progetto scalabile, perché noi siamo partiti da Venezia, ma può essere un progetto che chiaramente può ampliarsi in Veneto o in altre regioni, e può essere replicabile, perché invece si può scegliere una strategia diversa e pensare alla singola città e a quindi mappe più locali. Qua è un esempio, sono appunto delle fotografie del sito, gli screenshot. Quello che abbiamo adesso è un archivio in cui ci sono 700 film, li abbiamo inseriti tutti quanti, ovviamente sono da popolare con tutti i luoghi, che è comunque difficile da fare, e però ci si può registrare in questo momento e si possono andare a registrare i film e le relative location della città, che poi possono essere viste in una mappa digitale, in cui appunto i colori dei pin sono quelli, i colori di cui dicevo prima, che ti possono
permettere di visitare la città in modo tematico, e di fianco abbiamo tutti i luoghi, quindi tendenzialmente potrei scegliere anche un luogo e vedere tutti i film che in quel luogo che sono passati, ad esempio per l'Arsenale o per il bacino di San Marco. Noi quindi al momento abbiamo creato questo sito web di tutti i film, abbiamo cominciato a popolarlo e il sito è già attrezzato per essere popolato di tutti questi dati, e adesso quindi siamo nella fase in cui stiamo raccogliendo noi personalmente come associazione, ma anche stiamo lanciando una campagna di crowdsourcing per fare in modo che il pubblico e la comunità di veneziani, perché abbiamo bisogno di veneziani ma anche di cinefili, girino per la città e ci aiutino a popolare questo archivio. In una fase successiva, quello che pensiamo possa essere interessante fare è quello di mappare anche le realtà che si occupano di cinema nel territorio. Tutte le società che quindi hanno contribuito a questi film, creando un link diretto tra quelle che sono le realtà produttive e quella che invece è la realtà più appunto creativa. E infine l'ultima fase che noi vorremmo portare avanti è quella di elaborazione di questi dati. E qui ci potrebbe essere grande spazio per la creatività, ma anche per l'interdisciplinarietà, come dicevo prima. Questo è un esempio di come potrebbe essere appunto la fase 4 e la fase 5, in cui vengono mappate anche le realtà aziendali, e invece per il riuso e la rielaborazione di materiali d'archivio, ad esempio potrebbe esserci impara l'italiano con i film, ma anche impara i dati con le star del cinema, oppure a qualsiasi tipo di proposta educativa che potrebbe essere legata appunto a competenze specifiche. Quindi per concludere, quello che stiamo cercando di fare è appunto quello di creare un archivio che sia dinamico e che sia un progetto ibrido tra la città locale, tra il camminare per la città, ma anche arricchire questa città e luoghi fisici di contenuti e di dati che invece stanno ad un livello digitale. Poter fare anche da contact center tra le realtà che si occupano di cinema e appunto la produzione di contenuto, e avere anche cercare insieme a dei collaboratori di valorizzare i contenuti. Chiaramente queste cose non le possiamo fare da sole, come la maggior parte delle cose a cui una persona tiene, e quindi siamo in una fase in cui stiamo cercando degli investitori e dei collaboratori, anche per pensare a progetti, a partecipare a bandi insieme. Quindi spero di essere stata abbastanza chiara e non troppo monotona, e che il progetto vi sia interessato. Grazie. Isabella? Perfetto, sì, ecco, è molto entusiasmante, ecco, sentirti parlare di un progetto che è molto importante secondo me proprio per il patrimonio culturale di Venezia, e parlo di Venezia e del Veneto. Noi, come startup sociale Green.eu, abbiamo avuto molta fortuna, perché l'anno scorso, quando siamo stati in creazione, c'è stata una persona molto speciale che ha creduto in noi dall'inizio, e siamo stati molto fortunati perché siamo stati seguiti da tantissime persone, perché non solo il patrimonio storico-culturale viene tramandato e lo vogliamo dare alle nuove generazioni, ma più di questo abbiamo anche questo stile di lavorare. Cosa vuol dire?
Le mappe in realtà, così come anche il web space, correggimi se sbaglio, sono state seguite da tante persone importanti dalla nostra parte, e in più anche una persona in comune che magari vuoi dire qualcosa anche tu su Carlo Montanaro, che era un grande storico di cinema che ha seguito, ecco, entrambi i lati dei progetti più il vostro, e poi abbiamo avuto questo contatto anche noi che ci ha seguito. E una persona che ha seguito praticamente anche la creazione dell'idea delle mappe dall'inizio è stata Stefania Colecchia, che è qui con noi oggi, che è una guida certificata di Best Venice Guides e ci ha aiutato dal contenuto, proprio dalla creazione dei primi passi, ed è stato come, diciamo, avere una piccola idea che nasce e accompagnata da una persona con tantissima esperienza, e in collaborazione proprio con Best Venice Guides e con Stefania, che voglio ringraziare tanto, che ha seguito lo sviluppo nei primi passi, ecco, fino a oggi. E poi ogni mappa, noi abbiamo 3 categorie che sono arte, artigianato e cinema. E siamo stati molto fortunati perché tutte le porte, non sono porte ma portoni, super spalancati. Carlo Montanaro ci ha seguito anche noi per la creazione delle mappe, è stato un po' molto critico, però ecco, è giusto anche così. E c'è stato anche Alessandro Bressanello che ci ha seguito, che è lì dietro, che ci ha seguito per la creazione delle mappe del cinema, è stato il nostro mentor in questo senso, è stato, diciamo, il padre della situazione, e gli è piaciuto, è stato entusiasmante vedere, ecco, il nostro amore per il progetto amplificarsi e moltiplicarsi attraverso questi personaggi così speciali. E poi a un certo punto anche Marco Scurati, che ha seguito con l'associazione Venezia Sostenibile, e anche Hélène Molinari, che non so da dove, ma siamo stati super fortunati, che ci ha visto questa piccola stellina nascere, e ci ha dato questo grandissimo ma grandissimo onore di fare parte del documentario Sumus, per la creazione, diciamo, di realtà nuove, innovative e appassionanti. E non so come questo anno è stato così forte e proprio toccante, perché da una piccola idea e dalla volontà di creare qualcosa di nuovo, dalla motivazione, dalla passione di non arrendersi, ma di fare nascere nuovi progetti, siamo stati in grado di vincere un bando che mi ha dato la possibilità di affiancare un artigiano che si chiama Paolo Olbi, che magari lo conoscete, che è un artigiano di Venezia, uno, diciamo, dei più colossali, importanti della stampa, della tipografia, dell'innovazione anche nel cartotecnica, che ci ha aiutato, diciamo, non solo il bando europeo che mi ha finanziato per 6 mesi per poter essere a Venezia, ma proprio di affiancare un artigiano che in tutte le sue in tutto il ventaglio del sapere di una vita, con tutti i contatti, ecco, che mi ha fatto conoscere, e grazie a Stefania che mi ha fatto conoscere Paolo Olbi, ho passato questi 6 mesi in un palazzo storico di Venezia, tra tipologie di carte che neanche possiamo immaginarci, per poi creare con lui, anche ispirato da lui, mi ha aiutato alla tecnica di come piegarla. Sembra una cosa veramente buffa, però le mappe, per fare la piegatura non è così semplice. No. Questa è una piegatura a ventaglio ed è ecco, molto importante. E poi adesso vi spiego un pochino più in modo concreto, scusate tutta questa passione, ma è stato un anno, cioè sono stati degli anni difficilissimi per tutti, però ecco, essere qui e avere questo grande onore di presentare questo progetto, che in realtà è vostro perché l'avete co-creato, credendoci, ecco, questa è la cosa importante, l'avete co-creato credendoci.
E vorrei anche ringraziare, perché abbiamo anche Luca Cerofolini che è qui con noi, che è un grandissimo influencer, che ha seguito e creduto il progetto nella parte digitale, ecco, quando già si vedeva qualcosa, ma non tutto, cioè praticamente era come un progetto invisibile in cui tutti credevano e volevano spingere. Ecco, adesso siamo qua e le mappe sono qua, ve le mostro e vi presento il progetto SMAPS, che è le mappe sostenibili, e si basa proprio nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale attraverso l'innovazione e diciamo delle donne, possiamo dirlo, no? La cosa importante è che spesso a giorno d'oggi nella digitalizzazione, le nuove tecnologie spesso sono diciamo le persone maschili che portano avanti questa innovazione, creano delle autostrade di innovazione dove però vengono creati da uomini, che non è in sé un problema. Il problema è che quando il mondo viene creato diciamo a livello innovativo, ed è importante avere donne come Gabriella, come Femmes du Cinéma, come altre organizzazioni che spingono anche l'inclusione delle donne, perché scusate, senza le donne siamo solo la metà della popolazione, ecco, per questo siamo qui. Grazie. Allora, presentiamo qui questo bellissimo progetto che è di tutti e di tutte. Perché? Perché le mappe storicamente, come l'abbiamo ricercato, le mappe erano magari le mappe di guerra per poter attaccare strategicamente, le mappe di navigazione, le mappe dello spostamento di merci. Invece oggi la mappa è nostra, è di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. Abbiamo preso una mappa storica che è stata reinterpretata da un artista, per questo è un originale, che praticamente è stata rivalorizzata da un artista artigiano, perché lui dice no, io sono un artigiano, non sono proprio artista, perché gli artisti, perché c'è questo, il manovale, l'artigiano, l'artista, le tre nuance, però per me è anche un artista, e poi secondo me sono uguali artigiani e comunque, allora, ritornando a noi, allora questa è una mappa storica di Venezia, che è circa dell'800 come struttura principale, reinterpretata da un artista negli anni 70, e qua abbiamo l'aggiunta particolare che sono i codici QR. Cioè immagina, tu puoi prendere questa mappa e viaggiare nel tempo e nello spazio con degli itinerari culturali scelti da te. Cioè, vuoi navigare nella storia della musica? Vuoi fare un salto a Chiavenna e scoprire da dove viene Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Vuoi fare un salto nel patrimonio storico di Venezia? Vuoi fare un salto in Venezia, la Luna e tu, e scoprire i luoghi? Cioè, è tutto possibile, e questo è veramente... Non dico magia, perché sono realista, però ecco, è molto speciale. Abbiamo collaborato con degli artisti, con Francesca Piva, Lollison. Lollison ha creato in realtà una cianografia della mappa, e abbiamo una piccola mostra vicino a San Marco che potete visitare e vedere, per vedere come abbiamo creato questa mappa artistica e creando imprenditoria culturale in questo senso e innovativo. E dall'altra parte, questo è uno dei primi prototipi, dopo vi faccio vedere la mappa finale, Francesca Piva ha creato la realizzazione delle illustrazioni, questo è l'itinerario di Tintoretto a Venezia, e abbiamo scelto i luoghi, e lei ha creato delle piccole illustrazioni fatte a mano e le ha creati uno a uno da delle fotografie che avevo fatto. Cioè anche questo è veramente un valore unico, perché diventa un'opera d'arte in questo senso, non è solo innovazione, ma è innovazione culturale in questo senso. E poi abbiamo il nostro talentissimo Emin Altun, che è qui con noi in diretta, credo streaming, col Papillon, che ha creato il design più illustrativo, innovativo, dove si tratta proprio delle illustrazioni. Poi vedrete anche le mappe del cinema, questo è un primo prototipo, e qui prendiamo per esempio una della categoria cinema, che abbiamo The Tourist.
dove la Veneto Film Commission, ecco, voglio continuare a ringraziare Best Venice Guides, The Cultural Entrepreneurship Institute, Femmes du Cinéma, Paolo Olbi, la Veneto Film Commission che ci ha dato il patrocinio per le mappe, che è un grande onore, e l'associazione Venezia Viva, che magari conoscete. E vogliamo anche dire che le mappe sono state stampate, e ringraziamo Favini, su carta alga. Che cosa vuol dire? Ecco, non smettiamo di stupirci, scusate, sono tanto innamorata del progetto, non posso smetterla. La mappa è praticamente stampata su una carta riciclata dalle alghe della laguna. Vuol dire che più si consuma di queste mappe, per dire, vendendole, più si contribuisce al riciclaggio delle alghe. Cioè, che è molto interessante come cosa, anche come modello. Cioè, che cosa vuol dire essere sostenibile e supportare un'economia circolare e verde? Qua c'è un esempio specifico e concreto che speriamo possa anche replicarsi in altri progetti. Allora, qui vedete, grazie, qui vedete la mappa che dietro avete visto la mappa storica con i codici QR, e qui ecco, questo è l'itinerario The Tourist, che è un film ambientato a Venezia, dove vedete, diciamo, i 5 luoghi dove hanno girato il film, e ovviamente sappiamo tutti che il Danieli non è sul Gran Canale, e l'abbiamo scritto anche qua, perché nel The Tourist hanno messo il Danieli, una scena bellissima che è sul ma non è sul Gran Canale. Questo è un fun fact. Ecco, perciò abbiamo il codice QR, potete navigare nella città, e non vedo l'ora di realizzare e concretizzare, sperando anche con Femmes du Cinéma insieme come associazione e start-up, per la creazione, ecco, di nuove possibilità anche economiche. Cioè, ci sono i turisti che vengono qua e spendono tantissimi soldi per tante cose, ma in realtà si potrebbero tuffare nel mondo del cinema a loro piacere. E questo è fatto da 2 gruppi prevalentemente di donne, e vogliamo, ecco, continuare questo progetto. Siamo molto fortunati, l'Europa crede in noi, la Veneto Film Commission crede in noi, e abbiamo tantissime organizzazioni che credono in questo progetto, e speriamo tanto di possibilmente creare un'app. Ci vogliono circa 200.000 euro, si potrebbe fare un crowdfunding, oppure anche fare un progetto europeo insieme, concreto, con dei fondi dall'Europa per realizzare questo progetto, e dopo distribuire le mappe sia in modo cartaceo ma anche digitale alle università, alle scuole. Si possono fare tantissimi progetti interessanti. Imparare l'italiano, perché no? E con questo noi, ecco, proponiamo questo progetto, e questo è il progetto, ecco, del cinema. E vi ricordo che c'è anche arte, dove abbiamo mappato tutte le realtà dei murales, Banksy, Blub, Bronick a Venezia, e si può fare, proprio anche a causa del Covid, è un po' difficile tutti i luoghi chiusi, invece qua abbiamo la possibilità di visitare la città all'aria aperta, con tutti, questo è un prototipo, con tutti murales a Venezia, che sono, per esempio, ecco, qua ci sono vari esempi che si possono vedere sui murales a Venezia. Vuol dire fare una passeggiata a cielo aperto, scoprire qualcosa su arte e la storia di Venezia, facendo una passeggiata che non ti porta solo da Piazzale Roma a Rialto o a San Marco, ma che ti rende proprio consapevole della moltitudine di bellezze che Venezia propone. Ovviamente ci sono anche tanti film e tante possibilità da scoprire nel Veneto, per esempio la pista ciclabile più lunga d'Europa, per esempio, che si potrebbe mappare molto facilmente, con dei punti, con dei borghi interessanti, e non vediamo l'ora, ecco, di continuare. Io sicuramente sono felicissima. Grazie mille. Poi diamo anche un po' di spazio al pubblico se vuole fare qualche domanda. Io mi sono anche segnata dei punti significativi. Credo che 3 parole chiave secondo me sono emerse e sono centrali per comprendere
le ragioni di questo progetto che vadano poi al di là di quello che è concreto, che sono condivisione, perché la prima cosa che ha detto Gabriella è il sito è aperto e anch'io se trovo una location posso aggiungerla e condividerla. Educazione, questo mi sta particolarmente a cuore perché lavoriamo per il futuro, per le generazioni future, e anche questo aspetto al di là della lingua italiana è proprio un nuovo approccio al territorio, ed emozione, e quindi tutto l'aspetto dei colori, del cinema, quindi io quando insomma vengono i miei amici a trovarmi, sono di Treviso, la gita a Venezia bisogna farla a tutti i costi, cioè è proprio una cosa imprescindibile, che vengano da Milano, Roma, Palermo, però mi chiedono la Venezia Gardaland, cioè quello che avete detto voi, cioè passi a Rialto, passi a San Marco, le isole, che ci sta, perché assolutamente chi non vuole vedere Piazza San Marco ci mancherebbe, ma dopo anche l'esperienza che abbiamo passato della pandemia, secondo me è necessario riappropriarci dei luoghi in maniera diversa, e lo dico anche da veneta, cioè questo progetto per me è bellissimo perché non riguarda solo il turismo di chi viene da fuori, ma anche il turismo di chi viene da dentro, cioè io insomma sono curiosissima perché non sono mai riuscita a trovarla, la fioreria di pane e tulipani, quindi se voi mi fate la mappa, ecco, io purtroppo sempre cercavo, non l'ho trovata, e quindi riappropriarsi del territorio in un modo diverso è un'esigenza, ma non è facile. Io lo vorrei fare, ma se non ci foste voi non sarebbe così semplice, perché siamo sempre stati abituati ad un turismo, soprattutto su una città museo come questa, che era più un turismo Gardaland, ok? Perciò l'operazione secondo me non è solo bella ma è interessante, è un'operazione necessaria se vogliamo andare avanti. Deve essere sostenibile, cioè se dobbiamo progredire da questo male che ci è capitato, bisogna progredire meglio, e questa è una grandissima opportunità. Quindi vi chiedo, proprio a livello personale, perché anche poi Isabella aveva accennato che ci avrebbe svelato, da dove è nata l'idea? Cioè quando è che una mattina voi vi siete alzati e avete detto di questo c'è bisogno, proviamo a fare questo, ci buttiamo? È una cosa rischiosa perché avete sentito c'è anche bisogno di risorse, non è semplice, anch'io credo che avere avuto Carlo Montanaro dalla vostra parte sia stato un beneficio enorme. Lo stesso Bressanello e tutti gli esperti che sono stati accanto a voi si sono messi a disposizione. Però ci vuole una spinta, e quindi se c'è qualcosa che vi ha mosso a intraprendere questo viaggio, e vi ringrazio anche per quello che state facendo. Allora, che cosa ci ha spinto all'inizio? Beh, penso il fatto di essere un gruppo, nel senso che noi, cioè prima di essere un'associazione eravamo anche un gruppo di amiche che aveva già lavorato insieme, che ci eravamo già messe alla prova, ed eravamo miste, nel senso che io non sono veneziana, io sono mantovana, e molte di noi anche non lo erano, quindi dal mio punto di vista la dimensione di scoprire Venezia e scoprire la città in cui sono andata a vivere era una dimensione importante, per la quale il primo appoggio appunto sono state le mie colleghe e compagne di Femmes du Cinéma, perché i primi luoghi anche cinematografici me l'hanno fatti vedere loro. E poi quello che penso anche abbia spinto è il fatto di mettere in comune competenze differenti e poterlo fare in un ambiente come la nostra associazione, in cui eravamo tutte molto a nostro agio, ci ha permesso di provarci
e anche di provare ad essere quindi questa piccola resistenza veneziana che prova un po' a vedere se c'è anche del tessuto produttivo oltre che quello turistico che vediamo quotidianamente. Poi appunto le possibilità di successo ci sono, però è veramente molto difficile poi scontrarsi con interessi che sono molto più grandi di quelli che possiamo avere noi, quindi lavorare proprio con la comunità per fare delle cose insieme penso sia una chiave poi essenziale per avere successo, e anche fare rete appunto con altre associazioni locali. Ma noi questo come FEMS l'abbiamo visto sempre, anche con Cinema Barchin, dove penso ci siano una cosa come 50-60 associazioni che sostengono il progetto. Più ci sarà anche un coordinamento dall'alto per avere fondi, per pensare a una strategia, più possiamo farcela. Perfetto, anch'io rispondo a questa domanda. Non so se mi è mai capitato, a me personalmente è sempre piaciuto ravanare tra gli oggetti dei miei nonni. Non so se a voi è mai capitato, a me piaceva molto da bambina entrare nelle stanze e trovare degli oggetti che proprio erano proprio tanto belli, che magari avevano una piccola scatolina di legno oppure delle stoffe. Allora nei miei viaggi io sono stata in Francia e ho vissuto a Parigi e mi immaginavo tutta una serie di ispirazioni e di emozioni che poi però non ho trovato. Sono arrivata e c'erano quelle bancarelle con I Love Paris. Ho detto ok, ci sta, però dove sono quelle cose che vedevo nel film, quegli oggetti? E fino ad oggi in realtà c'era un film ambientato a Venezia che l'ho visto tipo quando avevo 14 anni e c'era un mercato bellissimo di oggetti, di profumi, di spezie, di stoffe, e fino ad oggi in realtà non so quale film era. Magari magari era quella l'idea che mi ha spinto a fare una lista di film ambientati a Venezia per trovare questo film, ma anche per trovare gli oggetti che sono spariti, piuttosto che un metodo di creare oggetti che durano nel tempo, oggetti belli che ti danno un'emozione proprio positiva, che ti alzi e ti metti quel vestito perché sai che ti fa stare bene, non perché sembra bello alla superficie, ma perché è bello, perché ti fa sentire più realizzata, più piena. E quando ho fatto i viaggi, ho vissuto, ero a Parigi e sono andata a Marsiglia, dove sono stata ospite di un artigiano del sapone di Savon de Marseille, al Vieux-Port de Marseille, che metteva della musica bellissima e ci faceva proprio sentire come se ci tuffassimo nella storia. E lì mi sono chiesta, ma alla fine il sapone costa 3-4 euro, non è che mi cambia la vita, però mi fa sentire diversa, mi fa sentire che questo sapone ha veramente un profumo naturale, una cosa che mi dà valore. Allora nei miei viaggi ho sempre cercato l'artigianalità, i pezzi autentici, anche nei musei, come vivevano le persone, allora questo mi ha spinto tantissimo. E la parola sostenibilità in realtà viene dalla parola tedesca Nachhaltigkeit. Non vi spaventate, non succede niente, è solo una parola tedesca. E praticamente c'era Karl von Karlowitz che la prima volta nella storia parlò di sostenibilità, cioè Nachhaltigkeit, quando parlava della foresteria, che quando tagliavano gli alberi
la vita di una persona in realtà è più corta della vita di un albero. Allora ogni volta che si taglia un albero si dovrebbe mantenere per le future generazioni e piantarne altre, perché sennò la ciclicità si ferma. Allora lì nel 1713 già parlò di questo e oggi non ci siamo ancora arrivati. Dobbiamo proteggere i nostri artigiani, dobbiamo proteggere il sapere di come fare le cose, dobbiamo proteggere il patrimonio storico-culturale, perché se una volta viene tagliata e spezzata questo atto di tramandare cose alle future generazioni, allora siamo proprio alla fine. E ho parlato proprio con un pescatore un paio di settimane fa che disse, che è di Burano, e disse io ho scelto di non tramandare il mio mestiere a mio figlio, perché il mare si sta riscaldando e non c'è più futuro nel mio mestiere e io non voglio essere quello che non lo sapeva o non ha fatto niente. Io scelgo di non insegnare questo mestiere a mio figlio. Allora ogni giorno che conosco queste persone mi spavento e mi chiedo: ma perché non siamo allarmati? Ma perché tutti non fanno qualcosa per il territorio? Perché spendiamo ancora €1, un centesimo in questo sistema che ha così tante esternalità negative? Bisogna cambiare, perché noi con ogni euro che spendiamo investiamo in questo futuro. Allora andiamo a cercare le realtà positive, andiamo a cercare quelli che contribuiscono alla nostra vita. Un artigiano non spreca, un artigiano non inquina. Cioè, avete mai visto un artigiano che inquina? È impossibile, perché loro ogni scarto lo riutilizzano in realtà. A parte magari, cioè sì, mi verrebbe in mente magari delle cose che si potrebbero ottimizzare, però in sé il mestiere artigianale è uno che valorizza le materie prime per realizzare qualcosa di bellezza, di oggettistica che dura nel tempo. E così come magari il cinema ci fa viaggiare nel tempo per rimparare quelle cose che magari oggi non le vediamo più, così è anche importante, ecco, seguire le proprie passioni e le proprie curiosità, perché loro conoscono la via. Grazie. Grazie. Alla fine si è fatta l'ora e quindi abbiamo un quarto d'ora anche per sanificare la sala. Avrei voluto dare la parola al pubblico, ma questa mia domanda di introduzione poi è stata sviscerata benissimo e in maniera molto approfondita dalle ospiti, che è stato un grandissimo piacere avere qui. Vi ringraziamo ancora per la passione e l'entusiasmo che credo ci abbiano trasmesso proprio a profusione, e veramente in bocca al lupo per il viaggio che state facendo voi e per il viaggio che ci farete fare, speriamo il più presto possibile. Grazie mille.